Sulla crisi idrica interviene oggi l'onorevole Angelo Cambiano, deputato regionale agrigentino del Movimento 5 Stelle, evitato l'ennesimo sperpero di risorse pubbliche. Per Cambiano un momento di grave crisi idrica che rischia di mettere seriamente in ginocchio le più essenziali attività quotidiane, il governo e le forze di maggioranza, con una norma inserita surrettiziamente in un disegno di legge demotivato salva aste, hanno tentato di stanziare 10 milioni di euro per finanziare una società, Siciliacque SpA, che spende circa 600.000 euro all'anno in consulenze. Tutto questo senza alcuna garanzia su quale sarebbe stata la concreta destinazione delle somme stanziate. Grazie a un mio intervento, afferma il parlamentare di 5 Stelle Cambiano, fatto nella seduta odierna dell'Aula, si è scongiurato che ciò accadesse. Il nostro territorio è gravato da turnazioni idriche del tutto inconciliabili, persino con le più elementari forme di tutela dei diritti dei cittadini, costretti all'ennesimo salasso con l'ulteriore beffa di enormi disservizi e costi duplicati. È impensabile che tutto ciò continui ad accadere dinanzi agli occhi di forze politiche compiacenti, mentre i cittadini sono costretti a condizioni che sfiorano il dramma di una crisi idrica che rischia di assumere proporzioni apocalittiche. Ritengo che questa mia azione abbia evitato l'ennesimo sperpero di risorse pubbliche e che a tutto sarebbero servite tranne che ad affrontare con trasparenza e determinazione la gravissima situazione in atto.